Qui si narra la storia della prima giovinezza di Turi Giuliano. Piange il cuore narrando la storia del destino di Turi Giuliano, che era giovine, buono ed umano, e la guerra bandito lo fa. Quella guerra che a nostra memoria fu la cosa più triste ed infame, quando il povero muore di fame ed il ricco più ricco si fa. La famiglia era povera gente e campava la santa giornata, e Turiddu l'ha sempre aiutata, e a Palermo ogni giorno egli va. Il lavoro gli dà poco niente, ma Turiddu che vizi non tiene, alla mamma che tutto il suo bene, quel danaro egli viene a portare. Scende a piedi dal suo paese, per la strada dal sole bruciata, quando passa l'intera giornata, sempre a piedi lui deve tornare, e così si guadagna le spese. Salvatore, che ancor giovinetto, ha per tutti il più grande rispetto, e i delitti del mondo non sa. Comincia la guerra, il popolo muore di fame, la gente cattiva pensa soltanto a rubare, ad arricchirsi ed a mangiare. E i signori che stanno in campagna tutto l'anno a godersi la vita, mentre al popolo ognuno l'invita a combattere e a sopportare. Ed il popolo che non si lamia al macello poi viene mandato, anche il pane gli viene negato, 100 grammi gli deve bastare. Si trovava però sul mercato tutto quello che ognuno voleva, ma il suo prezzo ogni giorno cresceva e la gente più soldi non ha. Si vendeva l'oggetto più caro, gli orecchini, le gioie e la fede, che la fame non sente e non vede, e la testa a girare ti fa. Ed allor Salvatore Giuliano apre gli occhi e comincia a capire, lui non vuole di fame morire, la famiglia la deve aiutare. Perde allora la bella innocenza e comprende che il ricco è un ladrone, che i danari li fa il mascalzone, e chi è buono ricchezze non ha.